le luci è una storia abbastanza delicata, una storia che mi ha scosso abbastanza in questi giorni. Ogni volta che sono qua in diretta saluto tutte le persone che mi scrivono via Facebook, tutte le persone che seguono l'Ian Music Show, e volevo dire in merito al Facebook che giorni fa, collegandomi in rete, ho trovato la nostra amica Deborah iscritta, presente sul Facebook, che ha aggiunto il mio nick e si è dichiarata per quanto riguarda una cosa molto molto importante. Oggi attualmente lei vive, è spagnola, ma vive a Palermo e si trova in una situazione abbastanza critica, abbastanza dolorosa, che veramente non so se troverò le parole giuste per dirvelo in questo momento. Suo padre, spagnolo, una persona abbastanza nominata, che fa parte anche del mondo degli attori, nella sua patria è molto molto conosciuto, si trova in gravi condizioni in ospedale. Purtroppo la sfortuna principale è quella che in questo momento sta pagando le pene in un ospedale lì in Spagna, dove, ahimè, purtroppo non hanno le tante attrezzature adatte per salvare la vita di un essere umano. Si trova veramente in gravi condizioni fisiche, morali, distrutto completamente, la famiglia a pezzi. In questi giorni, leggendo l'articolo su Facebook, che se andate insomma a collegarvi noterete un attimino il contenuto di questa cosa. Lei è una ragazza che segue l'Ian già da molto tempo. Negli ultimi tempi, quando il papà ancora non cadeva in questa malattia attuale, disse: papà, ti mando una canzone, ascoltala. Al suo spedire della canzone il papà rimase un attimino preso da questa canzone e da lì la canzone Anima, che fa parte appunto del mio disco, una canzone che ho cantato appunto con l'anima, forse avrà sentito le mie emozioni in quella canzone, è diventata un po' la canzone del cuore, sia di Deborah, ragazza 27enne, e sia del papà, Guillermo, che io in questo momento faccio l'appello di una prestissima guarigione, di un grande grande ritorno tra le braccia insomma di sua figlia. Deborah è bloccata lì a Palermo con la speranza di ottenere un volo che possa partire da Palermo, arrivare in Spagna con un aereo sanitario per portare il papà in Italia e per poterlo salvare. Io mi auguro veramente che al più presto possano provvedere. Dirò che questo è un caso abbastanza particolare perché grazie per fortuna al sottofondo di una mia canzone così semplice, ricca di anima, è riuscita ad uscire fuori il coma. Quindi per questo io sono pronto a spendere tutte le mie forze, sia morali sia fisiche, non lo so, potrei fare qualsiasi cosa, e dato della grande disperazione ho voluto un attimino cercare di approfondire bene su questa cosa. Siccome non c'era la possibilità lì in Spagna, l'unico sistema per farla arrivare subito il volo qui in Italia con il suo papà è quello di contattare il nostro ministro Berlusconi. L'abbiamo contattato, ci ha dato belle soddisfazioni, ma la cosa che voglio dire, prego al Signore, e non solo al Signore, ma anche al nostro ministro, dottor Silvio Berlusconi, di prendere veramente con cura questo caso e di mandare al più presto questo aereo che può salvare la vita di questo grande grande uomo che io personalmente l'ho scritto e l'ho definito veramente il nostro principe. Quindi se andate su Facebook troverete un attimino tutto il mio scritto, tutto quello che ho avvertito, tutte le mie sensazioni che in quel momento ho cercato di trasmettere all'amica Deborah, che veramente soffre e per di più si toglie la vita veramente per fare di tutto per salvare insomma il suo grande papà. Adesso in questo momento è stata spinta la sua rabbia, il suo modo di sfogarsi. Il migliore modo per arrivare a me direttamente è stato quello di scrivermi su Facebook con un videomessaggio che adesso vi spiegherà un po' la sua storia. Guardatelo. Mangiare e fumare da matti bevendo un caffè, è un'altra donna non ha
Avrei rubato la luna per farla davvero tu innamorare. Che male ha fatto non so, sembra incredibile. È il primo giorno da solo e già voglio morire. Anima, tu mi stai bruciando pure l'anima. Questa crisi giuro non è semplice, voglio superarla con te. Anima, se ti ho regalato pure l'anima, lasciami rubare almeno un attimo, prima che muore per te. Dammi una mano, ti prego, signor d'amore. Il messaggio rimane, si torna a campare. Anima, io ti ho regalato pure l'anima, dammi una ragione per convincermi che non so che un insieme a te. A quanto tempo d'amore hai distrutto in un'ora, non so niente più. Sei stata solo una stronza a passarmi nel cuore ed andartene via. E stringo forte il cuscino come se fosse tu. E questa notte di merda non può mai passare. Anima, tu mi stai bruciando pure l'anima. Questa crisi giuro non è semplice, voglio superarla con te. Anima, se ti ho regalato pure l'anima, lasciami rubare almeno un attimo, prima che muore per te. Dammi una mano, ti prego, signor d'amore. Il messaggio rimane, si torna a campare. Anima, io ti ho regalato pure l'anima, dammi una ragione per convincermi che non so che un insieme a te. Ed è proprio su queste note che state ascoltando in questo momento la storia di Deborah, ragazza 27enne, completamente pronta a togliersi la vita per salvare il papà. E da parte mia, siccome c'entro un po' anche io in questa cosa, voglio e pretendo, forse permetto di pretendermi, che il nostro padron Silvio Berlusconi, a cui vado a salutare con tutto l'immenso affetto, possa prendere veramente con cura questo caso e che domani mattina realmente faccia arrivare questo aereo lì in Spagna per salvare la vita di Guglielmo, a cui lo amo tantissimo. Spero di rivederlo al più presto con il sorriso che ci ha mostrato sulle foto, va bene? Deborah, siamo tutti con te, lo dico a nome di tutta Italia, e soprattutto ci affidiamo per adesso nelle mani del nostro Presidente, con la speranza che al più presto possa uscire un attimino fuori da questo incubo. Vi amo veramente di cuore per il vostro sostegno, siete ormai testimoni della cosa. La prossima settimana faremo sapere come è completata insomma la vicenda. Guglielmo, con l'aiuto di Dio ti auguriamo veramente di tornare tra le braccia di Deborah, tua moglie, e mi auguro di vederti al mio fianco sorridere. Vi amo tutti quanti voi, è stata una grande gioia tenervi con me questa sera. Auguriamoci veramente il meglio per Guglielmo, un in bocca al lupo con tutta l'anima, gli sarò vicino veramente con la mente, con la forza e con la volontà e con la forza di Dio, va bene? Un bacio a tutti quanti voi, siete grandi, buonanotte.